Ci sarebbe un taglio del 50% dei fondi destinati ad Agrigento 2025. Abbiamo sentito il sindaco Franco Miccichè sulla vicenda degli alberi della Villa del Sole. La nota azienda apre ad Agrigento presso il centro commerciale. Studenti protagonisti, l'isola dei tesori in un convegno al museo, primo giardino sensoriale e le celebrazioni per commemorare Luigi Pirandello. Il mercato dell'Acragas, arriva intanto il portiere Cristiano Vaccarino. Benvenuti su TVA Notizie, apertura dedicata al taglio dei fondi per Agrigento, capitale della cultura. Un'altra vicenda che fa parecchio discutere, il servizio di Arturo Cantella. Una vera bagarre si è aperta sulla destinazione di 10 milioni di euro ad Agrigento, capitale della cultura, da parte della regione siciliana, come aveva annunciato anche il presidente della regione Renato Schifani in occasione della sua venuta ad Agrigento per l'inaugurazione delle nuove corse tra la nostra città e Palermo Punta Rai. Agrigento, capitale della cultura, mi obbliga, lo dico con affetto, ad essere presente qui. La manovra ha previsto già 10 milioni per implementare l'aspetto urbanistico di questa città. Le coordineremo queste spese assieme naturalmente all'amministrazione comunale. Verificheremo a che punto è la questione relativa alla costituzione della fondazione, che mi pare ritardi un poco, cercheremo di metterci un occhio, ma in una logica naturalmente collaborativa, non tanto di controllo. Oggi sulla vicenda interviene il deputato di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che afferma come una faida sia in corso all'interno del governo regionale tra gli assessori San Martino e Di Mauro. Il governo, afferma De Luca, ha poche idee confuse. L'articolo 33 prevedeva uno stanziamento di 10 milioni di euro da assegnare rispettivamente metà nel 24 e metà nel 25. Dopodiché, in base a delle faide interne, continua De Luca, oggi abbiamo visto una proposta del governo che scippa il comune di Agrigento di queste risorse. Non poniamo un tema per quanto riguarda questa iniziativa perché riteniamo sia un'opportunità per tutta la provincia di Agrigento, continua De Luca. Quindi si parte da Agrigento, città che va preservata con adeguate risorse coinvolte in tutta la provincia, destinando al libero consorzio una somma adeguata alla promozione dell'intero territorio. Questo governo, conclude De Luca, sta tagliando invece il 50% delle risorse che ha stabilito già in sede di giunta per una questione di mera faida politica. Su tale argomento interviene anche il parlamentare agrigentino del PD Michele Catanzaro, che afferma come sia inaccettabile il taglio dei fondi per Agrigento, capitale della cultura. La maggioranza del governo Schifani mostra ancora una volta di avere una scarsa visione. Dimezzare i fondi destinati ad Agrigento, capitale della cultura, inciderà negativamente sull'organizzazione di un evento strategico e di fondamentale importanza per l'economia del turismo, continua Catanzaro. In Commissione Bilancio il governo ha fatto marcia indietro, destinando all'evento solo il 50% dei 10 milioni in 2 annualità previsti dalla prima stesura della finanziaria, e ha bocciato il nostro emendamento che destinava fondi ai comuni limitrofi per l'organizzazione di iniziative collegate. Una scelta inaccettabile che penalizzerà le iniziative di promozione di un territorio già costretto a pagare le conseguenze di una mancanza sulle infrastrutture. E sull'argomento abbiamo sentito stamani il sindaco della città, Francesco Miccichè. Sindaco, Schifani aveva detto che c'è un finanziamento di 10 milioni di euro per Agrigento, capitale della cultura. Ora stiamo assistendo che in questa manovra di bilancio da 10 sono diventati a 5. C'è un braccio di ferro fra diverse anime del governo, Di Mauro, si parla pure di altre componenti che non vogliono. A lei cosa risulta? A me risulta che il presidente Schifani tiene tantissimo alla nostra Agrigento. Il presidente Schifani ha promesso di dare questo aiuto economico all'Agrigento. Confido proprio nella benevolenza dell'intera giunta regionale, sono fiducioso e penso che soltanto sono non so come definire, però ecco, ripeto, sono fiducioso e penso che tutto andrà per il fine
il miglior fine per come già il Presidente si era espresso. E Arturo Cantella ha intervistato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè anche per quanto riguarda la vicenda degli alberi della Villa del Sole. Sindaco, colgo l'occasione per che lei risponda alla città su queste critiche degli alberi dei tagli alla Villa del Sole. Ecco, perché è stato necessario tagliare questi alberi? Ci sono state tantissime lamentele anche di cittadini, diciamo, normali, oltre che di associazioni del settore. Sarò telegrafico, forse il mio errore è quello di non aver comunicato in maniera antecedente il progetto che è andato in Consiglio Comunale, è stato approvato come variante Consiglio Comunale, non è assolutamente una devastazione, sarà ripristinato il verde, ma sarà ripristinato in maniera eccellente. La villa era chiusa da più di 20 anni, era impraticabile, ogni angolo era improponibile alla fruizione perché le radici di questi grandi alberi avevano completamente distrutto il sottosuolo ed erano emerse in ogni angolo stesso della villa. Non è, ripeto, una distruzione, grazie anche a un finanziamento che vedrà un asilo che verrà costruito secondo tutte le regole della sostenibilità, verrà un orto didattico, ci sarà una crometa, ci saranno poi piantumate, ma questo dico a brevissimo tempo, tra gennaio e febbraio, tutte le essenze arboree mediterranee che andranno a creare un grande polmone di verde per la nostra città. Sindaco, un'ultima domanda, la palestra polifunzionale del campo sportivo è già pronta? Molte associazioni mi chiedono ma quando il sindaco la inaugurerà e quando la affiderà? Una palestra importante, diciamo, pensa che in tempi brevi sarà assegnata a qualcuno, sarà aperta? A gennaio. La nota azienda svedese Ikea ad Agrigento presso il centro commerciale Città dei Templi. Il servizio di Arturo Cantella. Ikea Italia amplia la sua presenza in Sicilia, arriva per la prima volta ad Agrigento con l'apertura di un nuovo Plan and Order Point, un format innovativo con cui il brand punta a essere sempre più vicino e accessibile ai siciliani e che si affianca al Plan and Order Point inaugurato recentemente a Milazzo e al Touch Point di Palermo, ampliato lo scorso anno, e allo store di Catania. Nel nuovo Ikea Plan and Order Point di Agrigento, che si sviluppa su una superficie di 150 metri quadri all'interno del centro commerciale Città dei Templi, i clienti potranno usufruire della consulenza di esperti interior design Ikea per progettare e arredare i diversi ambienti della casa, dalle cucine al living, delle camere da letto, ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Con il supporto del coworker sarà possibile acquistare qualsiasi soluzione attingendo dall'intero catalogo online di mobili e accessori Ikea e scegliere le modalità di consegna più comoda per le proprie esigenze a domicilio presso il Plan Order Point con il servizio Near to You o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti nella regione. Oggi è una giornata importantissima per noi perché rappresenta uno step importantissimo nella nostra strategia omnicanale, che significa semplicemente quello di essere il più possibile vicini ai nostri consumatori. Chiaramente Agrigento è una realtà molto importante, interagire con noi è facile attraverso il sito, attraverso l'app, attraverso la consulenza telefonica, ma noi crediamo tantissimo anche nel territorio, nello sviluppo del territorio e nel canale fisico. In Sicilia siamo presenti a Catania, a Palermo, a Milazzo, finalmente oggi qui anche ad Agrigento, dove il punto di forza di questo format, che è innovativo, è proprio l'esperienza personalizzata, la consulenza che i nostri esperti possono dare per offrire delle soluzioni accessibili. E le persone sono il punto di forza. In Sicilia noi ogni anno siamo circa 360 persone e incontriamo più di 2 milioni di visitatori, il che naturalmente ci rende molto orgogliosi, ma ci rende anche responsabili, perché possiamo e dobbiamo avere un impatto positivo sulla comunità, ed è per questo che siamo anche orgogliosi di annunciare che avremo un progetto di collaborazione con la cooperativa sociale e la famiglia, perché l'impatto sul territorio positivo è fondamentale. E poi lasciatemi anche dire che oggi è una giornata particolare perché il 13 dicembre è Santa Lucia, è una santa siciliana, ma è anche la festa più importante di Svezia, e portare un po' di Svezia a essere più accessibili è quello naturalmente il nostro obiettivo. Ci racconti brevemente questo corner? Abbiamo visto che ci sono tante esposizioni, ci sono anche però
un angolo per la progettazione. Ecco, puntate tutto sulla progettazione. Una famiglia che vuole realizzare, vuole arredare un piccolo angolo, anche la casa, vieni qua e fa la progettazione. Da sempre la forza di IKEA è quella di essere veramente accessibili a tutti, alla maggioranza delle persone, di riuscire a personalizzare le soluzioni in base ai sogni delle persone e naturalmente anche ai bisogni e ai desideri. E questa è come se fosse una piccola IKEA. Qui integriamo per l'appunto l'esperienza e-commerce con l'esperienza fisica e i nostri consulenti sono a disposizione per personalizzare le soluzioni e per supportare nella vendita di tutto l'assortimento IKEA, quindi è proprio un punto di accesso e di contatto, nonché un punto di ritiro, perché sempre qua poi si potranno ritirare tutti gli acquisti, che sicuramente farà la differenza da un punto di vista proprio di accessibilità, che è il nostro obiettivo. E i nostri esperti sono qui anche per offrire naturalmente un'esperienza di livello diversa, perché la consulenza e il capire quello di cui le persone hanno bisogno sicuramente fa la differenza. Avete voluto puntare anche su Agrigento, che nel 2025 sarà capitale della cultura, quindi un investimento anche in questo senso che una grande azienda come IKEA ha voluto fare. Assolutamente sì, Agrigento è una splendida cornice per noi e per IKEA Italia. La Sicilia rappresenta un punto assolutamente nevralgico in un'ottica di sviluppo e in particolar modo, prima raccontavo un po', eravamo presenti già in altre parti del territorio siciliano, ma mancava questa importante realtà che, come diceva lei, sarà ancora di più valorizzata nei prossimi anni, e questo naturalmente ci rende ancora più contenti e orgogliosi di essere qui oggi e di aver deciso di fare questo importante investimento. Studenti protagonisti alla Biblioteca Franco Larrocca di Agrigento. Continuano gli incontri dell'Associazione Dante Alighieri. Oggi alla Biblioteca Larrocca si parla di diversi aspetti di Dante Alighieri, del sogno. Sì, in sostanza oggi abbiamo voluto offrire agli studenti del nostro territorio l'opportunità di confrontarsi sui 4 autori che sono delle pietre miliari nella nostra letteratura, quindi Don Milani, Gozzano, Manzoni e Dante. Abbiamo voluto in sostanza rendere gli studenti protagonisti, per cui saranno loro, hanno scelto autonomamente di tracciare le linee fondamentali di questi autori o anche di leggere qualche brano scegliendolo liberamente delle loro opere. L'abbiamo voluto fare questo incontro in questa realtà, la Biblioteca Larrocca Comunale, proprio per far apprezzare sempre più il libro, la lettura, da affiancare a quello che quotidianamente viene fatto a scuola, e quindi far conoscere questa realtà da utilizzare, tra parentesi utilizzare, nei momenti anche di libertà al di fuori dell'orario scolastico, quindi i pomeriggi possono benissimo venire qua e trovare un tesoro di esperienze e di conoscenze. Lorenzo Lombino, presente a questa iniziativa della Dante Alighieri, su cosa relazionerà? Su Don Lorenzo Milani, questo sacerdote profeta che ha veramente rivoluzionato il metodo di insegnamento ed è stato un profeta sul vero senso della parola, perché ha anticipato tante intuizioni, con tante intuizioni, ciò che oggi stiamo vivendo. Non è un profeta come dire facile, è un profeta anzi che infastidisce, e lui stesso aveva questa vocazione, volere togliere la pace ai suoi ragazzi perché cominciassero a pensare con la propria testa e a usare bene la lingua. Infatti oggi proprio di questo parlerò, cioè dell'insegnamento di Don Lorenzo Milani in un piccolo e sperduto villaggio che si trovava negli Appennini. L'insegnamento era altamente qualificato, era un insegnamento filologico, come usare la lingua e come essere capaci poi di produrre un discorso o uno scritto. Assessore Gioacchino Alfano al Comune di Agrigento, assessore all'istruzione. Ecco, quanti sono importanti questi momenti, questi approfondimenti su Dante Alighieri che l'associazione della dottoressa Ienna organizza, coinvolgendo proprio gli studenti? Iniziativa bellissima, proprio perché pone al centro dell'incontro l'attività e gli approfondimenti che hanno fatto gli studenti in relazione agli autori che verranno oggi trattati: Dante Alighieri, Manzoni, Gozzano, Don Milani.
Penso che sia importante inoltre che attività di questo tipo vengano fatte nelle biblioteche, nella nostra biblioteca. Aprire luoghi di cultura del comune agli studenti è fondamentale. Il sogno, cosa dire? Un uomo che non sa sognare penso che sia un uomo che non sappia vivere, e se sono i ragazzi a sognare sicuramente potranno sognare obiettivi e traguardi importanti e magari sognare anche una città e un mondo migliore. Loro hanno la possibilità di realizzare i loro sogni ed è giusto che la cultura, le istituzioni, le biblioteche siano al loro fianco in questo momento, in questo percorso. Colgo l'occasione per un bilancio di fine anno della sua attività assessoriale al seno del Comune di Agrigento. La pubblica istruzione ha bisogno tanto, le scuole di Agrigento hanno bisogno tanto, ereditiamo da anni una situazione infrastrutturale difficile, però i ragazzi sanno fare delle difficoltà sempre, dei trampolini di lancio, degli elementi di forza, e i nostri studenti da questo punto di vista non sono secondi a nessuno. Dobbiamo fare tanto, dicevo prima che il 2024 sarà un anno importante per le scuole agrigentine. Porteremo avanti diversi progetti anche finalizzati a Agrigento Capitale della Cultura. Adotto un monumento, per esempio, sarà uno di questi progetti. Cercheremo di coinvolgere le scuole nella presentazione multimediale dei monumenti del nostro patrimonio culturale, in maniera tale da presentarlo non solo in italiano ma in una presentazione multilingue. L'ammiraglio Raffaele Macauda si è recato in visita alla Capitaneria di Porto Empedocle. Ad accoglierlo il comandante della Guardia Costiera, capitano di fregata Antonio Ventriglia. L'ammiraglio Macauda ha ringraziato tutto il personale militare e civile in servizio alla Capitaneria Empedoclina per il servizio reso alla collettività. L'Isola dei Tesori, un convegno internazionale al Museo Archeologico di Agrigento. Arturo Cantella. Un interessante convegno oggi sull'Isola dei Tesori, come lei ha organizzato come Dipartimento e che ha visto qualificati personaggi, interpreti nel mondo dell'archeologia intervenire. Sì, è la prima volta che viene realizzata una serie di interventi in un unico convegno che raccontano quello che sta succedendo in Sicilia nel campo della ricerca archeologica. Ci sono decine e decine di interventi in questo momento in corso che coinvolgono università straniere da tutte le parti del mondo, quindi c'è un'attenzione particolare rispetto al settore archeologico. L'obiettivo è quello di coordinare e mettere a sistema tutte queste iniziative, stabilire delle metodiche condivise di intervento che abbiano come finalità non solo la ricerca pura, ma la possibilità che questa ricerca sia fruita e condivisa dalle varie comunità a partire dalle scuole. Quindi si sta lavorando anche per costruire dei pacchetti di visita che abbiano come target sicuramente il turismo scolastico, ma in una dimensione immersiva, cioè quindi con la possibilità di partecipare direttamente allo scavo e quindi acquisire una consapevolezza anche della difficoltà del lavoro, ma anche della felicità nel momento in cui si riesce a individuare e tirare fuori un reperto più o meno importante, ma che comunque contribuirà ad arricchire la conoscenza e la storia di quel luogo. Oggi a questa iniziativa qui si presenta l'Isola dei Tesori al Teatro di Agrigento presso il museo. Ecco, quanto è importante questa iniziativa anche per lo sviluppo del turismo? Ma la ricerca scientifica è estremamente importante, perché partendo dalla ricerca e naturalmente con l'attenzione anche della tutela non è altro che un primo approccio per un contenuto molto importante che è quello della valorizzazione, e quindi non c'è valorizzazione poi se non possiamo intravedere una promozione dei territori e delle destinazioni, proprio perché c'è un lavoro a monte, un lavoro che occorre preservare
i siti archeologici, bisogna preservare naturalmente il territorio dal punto di vista anche paesaggistico e mettere in campo tutte quelle forme che poi mettono in condizione un'attività e un percorso di valorizzazione che possa portare in una ottica di importanza internazionale una proposta, un pacchetto, un prodotto turistico-culturale che veda le destinazioni protagoniste. Si potrebbe fare di più comunque? Ma questo sembra quasi il titolo di una canzone, perché in ogni caso il Mezzogiorno d'Italia, come dire, ha un potenziale enorme, c'è soltanto la consapevolezza di crederci, e crederci significa camminare insieme, condividere, fare sistema. E credo che la Sicilia veramente questa grande bellezza che mette in campo, e c'è anche da dire la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura, con anche Vittoria che la vedrà 2025 protagonista, mette in condizione la Sicilia, che è la prima regione che ha avuto già una Capitale Italiana della Cultura con Palermo, quindi una vitalità incredibile, e penso che gli amministratori locali abbiano questo dovere importante di cercare di fare in modo che il patrimonio culturale possa essere, diciamo, determinante per l'occupazione. Come è vista questa nomina di Agrigento Capitale della Cultura nel mondo dell'archeologia, insomma, a cui voi siete protagonisti? Ma in ogni caso è logico che Capitale Italiana della Cultura mette in primo piano il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, anche se la candidatura ha riguardato un tema molto importante e attuale, che è quella della cooperazione e del dialogo. E quindi però il patrimonio culturale rappresenta un valore identitario, e proprio perché noi dobbiamo recuperare questo orgoglio delle nostre identità, questo significa un primo approccio per cercare di sviluppare al meglio il dialogo, e oggi per il mondo che viviamo, per quello che accade, è estremamente importante. Quindi il messaggio che parte da Agrigento e che sarà naturalmente sviluppato in tutto il 2025 è proprio quello, che il patrimonio culturale deve essere un legame, deve essere quel link importante che fa sì che i popoli possano ritrovarsi nel rispetto delle proprie identità. Sindaco, Isola dei Tesori, oggi un confronto fra protagonisti del settore del mondo dell'archeologia. Sì, oggi è un giorno importante per Agrigento, il convegno sul turismo archeologico. Questo è uno dei tasselli fondamentali che noi andiamo a unire a quel grande puzzle che è l'obiettivo finale di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Agrigento è sempre stata città della cultura, a maggior ragione adesso si trova al centro dell'attenzione, e noi siamo visti dall'esterno una grande città culturale, e dal punto di vista turistico abbiamo ancora tanto da fare, e quindi pensiamo anche che questi eventi, e con altri interessi mirati anche alle infrastrutture, all'economia del nostro territorio, anche della regione, si possa ancora crescere. Speriamo che tutto vada per il meglio. Agrigento è pronta ad accogliere i turisti del 2025 e oggi proprio è a dimostrazione di questo. C'è anche il progetto di restauro dell'altare maggiore del coro ligneo della chiesa del Crocifisso di Siculiana, tra i vincitori del bando I Luoghi del Cuore del FAI. Il progetto, dal costo di 14.000 euro, è sostenuto dal FAI e da Intesa San Paolo. Primo giardino sensoriale all'interno di un sito UNESCO. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Un'area verde di 2000 metri quadrati all'interno della Valle dei Templi di Agrigento, a pochi passi dal Tempio della Concordia, per consentire l'esplorazione e la conoscenza completa dei luoghi attraverso l'uso dei 5 sensi, è il giardino sensoriale inaugurato oggi nel Parco Archeologico di Agrigento alle Case Paci, nella Via Sacra, un piccolo Eden pensato e realizzato per i visitatori con disabilità, sia il pannello all'ingresso sia i diversi punti informativi del giardino. Infatti riportano immagini in rilievo, ogni testo in italiano, in inglese e in braille. Un passamano intelligente e un percorso tattile aiuteranno nella visita anche gli ipovedenti. Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura e cofinanziato dalla Regione Siciliana tramite l'assessorato dei beni culturali.
È uno spazio importante, uno spazio molto bello, ma d'altronde nella valle trovare spazi che non sono belli è abbastanza difficile. È un giardino sensoriale posto alle spalle di Casa Pace, che il prossimo mese riapriremo come antiquarium paleocristiano, ma è un giardino sensoriale che è rivolto anche alle persone che hanno una disabilità visiva, e sapete quanto questo parco per le persone che hanno disabilità a tutti i livelli, sensoriale, motoria, uditiva, sta facendo. Questo è un fondo che abbiamo avuto dal Ministero, un fondo UNESCO, e siamo oggi felici di presentare questo nuovo parte. È un giardino ovviamente visitabile da tutti, ma per chi ha una disabilità visiva ha una marcia in più, perché non solo la pannellistica in braille, ma è un giardino che fa percepire attraverso gli odori e i rumori, fa percepire questa magica parte di Valle dei Templi. L'architetto Silvia Patrignani, sono il funzionario responsabile per la legge 77 presso il servizio secondo ufficio UNESCO del segretariato generale del Ministero della Cultura. Allora, è possibile vivere delle esperienze omnicomprensive dei valori che sono sottesi all'iscrizione del sito di Agrigento nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per noi che abbiamo seguito questo progetto come Ministero della Cultura, finanziandolo attraverso i fondi della legge 77-2006, che finanzia misure di tutela e fruizione a favore di tutti i siti UNESCO italiani e anche degli elementi del patrimonio immateriale. Perché è importante? È importante perché è rivolto alla diffusione della conoscenza in un senso universale, quindi non semplicemente alle persone che generalmente vengono definite normodotate, ma attraverso l'utilizzo di tutti i sensi, quindi un approccio al patrimonio culturale che è quello della diffusione attraverso i principi del design for all. Presidente, è uno spazio che si apre alla città, ma che è dedicato soprattutto alle persone ipovedenti. Ma è uno spazio dedicato alle persone non vedenti, ipovedenti, ma diceva poco fa è un responsabile di un giardino sensoriale, che vuol dire che è dedicato ai sensi di tutti, non solo a quelli dei disabili, quindi dove tutti potranno venire e godere di queste bellezze, dello scroscio dell'acqua, dei profumi delle piante. È un luogo incantevole che non so se c'è in altri posti, perché noi abbiamo dei posti unici che non ha nessuno sinceramente. Direttore dei lavori del giardino, quali sono le particolarità di quest'area? Quest'area è un'area pensata per l'approfondimento dei temi della natura e per lo studio della bellezza e dell'armonia. L'abbiamo chiamato Giardino dei Sensi perché è un giardino per tutte le abilità, quindi non è un giardino per chi ha meno abilità, ma è un giardino esattamente che valorizza tutte le abilità e quindi ci dà modo di esplorare la bellezza della natura e l'armonia di ogni pianta attraverso tutti i sensi possibili e immaginabili. Quindi è un giardino assolutamente aperto che utilizza il linguaggio corrente, utilizza il linguaggio braille, ha delle guide intelligenti in modo che tutti possono calpestare questi sentieri e approfondire i temi relativi alla biodiversità e alla natura. Le piante sono organizzate in maniera funzionale, quindi non hanno un'organizzazione di tipo scientifico-botanico, ma è appunto funzionale, quindi ci sono piante amiche, quindi gruppi di piante amiche delle api, delle farfalle, degli uccelli, ci sono piante strutturali, ci sono piante tabacche, aromatiche, medicinali, eccetera. Quindi attraverso questo giardino si può con umiltà sedersi e ascoltare il racconto della terra attraverso le piante che ti parlano. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco. Andiamo a Messina per la quinta edizione di Notte d'Arte. Ci sono le interviste a Daniela Conti e Lillo Locascio. La quinta edizione di Notte d'Arte. Io e Marisa ormai siamo diventati un binomio
potente perché ci vogliamo molto bene, continuiamo da 5 anni, facciamo queste cose. Quest'anno è la 5ª edizione, ci sarà un intervento straordinario il 16 dicembre nel pomeriggio nell'ingresso di Palazzo Zanca, faremo un happening, una festa in cui potremo condividere con tutti l'amore per la bellezza e per l'arte. In questo momento ci vuole sempre, ogni anno dico questa cosa, ma è sempre molto importante veramente cogliere la bellezza. La bellezza è qualcosa che viene dal cuore, quindi dovremmo tutti imparare ad aprire il cuore, ma veramente. Io direi una cosa, per quest'anno impariamo a non dire cose false. Come sarebbe? Dire la verità, il primo dei comandamenti. E certo, dire a tutti e dirsi a se stessi, da quello parte la vera verità, il fatto che ce la diciamo a noi stessi. Quindi io questo ti vorrei dire, impariamo a dirci la verità. Abbiamo la conferma di partecipazione da parte di tantissime associazioni culturali di qualsiasi genere e andremo insomma ad occuparci di vari settori quali la pittura, la fotografia, le arti visive, la grafica e il mondo della moda attraverso alcune sarte. Diciamo che il 16 avremo modo insomma di anticipare qui a Palazzo Zanca quello che avverrà il 13 e 14 di gennaio 2024, che è condensato appunto in un video di poco tempo e abbastanza difficile. Non vorremmo scontentare nessuno appunto citando qualcuno e non citando qualche altro, perché tutti quanti i partecipanti costituiscono parte integrante di Notte d'Arte, perché senza le persone che partecipano, senza le associazioni che partecipano, Notte d'Arte non si potrebbe fare. Quindi ringraziamo un po' tutti per la loro presenza e daremo ulteriori specificazioni sul programma nei giorni a venire attraverso i comunicati stampa. E restiamo a Messina, ponti e porti, il futuro dei trasporti. Vediamo. Sindaco, è un momento cruciale per i trasporti per Messina, ma non soltanto quelli che riguardano la viabilità interna. Sul porto di Tremestieri ci sono novità per quanto riguarda un commissariamento che sembra essere slittato. Le risorse sembrano essere state individuate, ma non si procede. Qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è che le interlocuzioni continuano a esserci, ci sono, rispetto al fatto che i processi non sono sempre molto immediati, quindi sotto questo punto di vista credo che qualcosa si sbloccherà, si dovrà sbloccare, perché altrimenti rischiamo veramente di non andare avanti. Stiamo lavorando su diversi fronti e io sono convinto che il passo in avanti ci sarà. Si attendono novità a breve. Un altro tema importante a proposito dei trasporti nello stretto è il ponte. L'amministrazione sembra non esprimersi tanto su questo argomento, mentre il governo spinge. Dissento totalmente, perché è stata l'amministrazione a chiedere proprio un incontro con i vertici della società Stretto di Messina, con il quale ci siamo invisti sia su Roma che su Messina in 2 occasioni. Dopodiché si sta andando avanti in maniera forse più nazionale, perché c'è un problema di reperimento risorse. Allora il tema vero oggi non è se siamo a favore o contro, ma se questo ponte con queste risorse può essere fatto. E questo è un tema che sicuramente compete più il governo, che ha deciso con questa legge di riattivare il processo. Ma noi siamo sempre qua, siamo vigili e stiamo lavorando passo passo con i tecnici per capire quelli che sono gli elementi legati anche agli espropri. Ci sono dei progetti che confliggono con quello più grande del ponte, che potrebbero avere degli stop? Lo stiamo valutando, ci sono alcune aree che sono interferenti, ma stiamo capendo come gestirle insieme ai propri tecnici. Questa è l'interlocuzione che stiamo avendo per ora. Agrigento Città Teatro, le celebrazioni a 87 anni della morte di Luigi Pirandello. Ascoltiamo un'intervista a Dino Barone. Ingegner Dino Barone del Parco Letterario, Associazione Il Cerchio. Ricordiamo l'appuntamento di giorno 16 del viaggio sentimentale per ricordare appunto Pirandello. Sì, sabato alle ore 10 a Piazzale Caos e alla casa natale di Luigi Pirandello, nonché al caffè letterario, dove è il punto di riferimento, che stiamo rinnovando per quel che è possibile, per fare in modo di renderlo fruibile ai ragazzi che verranno di 2 scuole, 3 classi, e anche alle autorità che hanno già dato adesione, compreso il prefetto, che ha telefonato personalmente per dire che sarà presente. Il viaggio sentimentale, perché stiamo facendo questo viaggio sentimentale? È il prodotto principe del Parco Letterario Luigi Pirandello e di tutti i parchi letterari, e coinvolgerà gli studenti non tanto come spettatori e i presenti, ma come
persone che saranno proprio i protagonisti, insieme agli attori, i musicisti e il cantastorie. L'ultima cosa, ricordiamo che tutto ciò viene fatto in occasione del ricordo degli anniversari del 10 di dicembre, della consegna del premio Nobel del 1934 nelle mani di Luigi Pirandello, presente presso il Regale di Svezia, del suo importantissimo breve discorso che ha fatto in occasione della cena, e che è un discorso educativo e didattico nei confronti dei giovani, ma anche dell'intera umanità. E poi anche nel ricordo del 10 di dicembre, come purtroppo del 1936, quando a Roma Luigi Pirandello completa il suo involontario viaggio sulla terra, come lui stesso lo descrisse. Siamo allo sport e parliamo del calciomercato che riguarda l'Acragas. Carmelo Lentini. Ed ora alcune notizie di calciomercato che riguardano l'Acragas. Dopo Benibaio, anche Giordano lascia Agrigento. Il forte difensore centrale, 31 anni, catanese puro sangue, ha deciso di lasciare la compagine Templi dopo quasi un girone di andata giocato con grande attaccamento alla maglia. È cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha militato nella Pro Patria, Sorrento Lucchese e Lomezzane, e ha avuto anche un'esperienza all'estero in Islanda con l'UMF Selfos. Poi il ritorno dopo un paio d'anni in Italia con la Sanremese Aglianese. Chi arriverà al suo posto? Ma il calciomercato dell'Acragas ha preso una piega ben definita, infatti dopo gli arrivi di Desiderio Garufo, si tratta di un ritorno dopo una breve parentesi con la Pro Favara. Il portiere Francesco Governali, classe 2002, proveniente dal Real AC di promozione, ma in precedenza con Tolentino e Fermane in Serie D. E poi anche ancora i giovani, l'esterno offensivo Vincenzo Liga, classe 2003, e il centrocampista Rosario Inserillo, classe 2006. Questi ultimi hanno debuttato a San Luca. Potrebbe aggregarsi, ed è questa l'ultima voce, un altro portiere. Si tratterebbe del portiere classe 2001 Cristiano Vaccarino. Sicuramente si sta lavorando in silenzio in Casa Biancazzurra e nelle prossime ore non si escludono altri colpi di mercato che riguardano il reparto arretrato. Tutto dipende da chi va via. È proprio il giovane portiere Cristiano Vaccarino, proveniente dall'Enna, è già a disposizione del mister Marco Coppa e del preparatore dei portieri Daniele Indelicato. Scambio di auguri alla FIGC di Agrigento con il presidente della Lega Sicilia Sandro Morgana. Carmelo Lentini. Gradita visita nella sede della delegazione della FIGC di Agrigento del presidente regionale della LND siciliana Sandro Morgana, che ha voluto mantenere il tradizionale scambio di auguri di un sereno Natale ed un buon anno 2024. Ne abbiamo approfittato per fare il punto sul lavoro svolto sinora, degli obiettivi raggiunti ed anche delle mete ancora da raggiungere, ma il presidente Morgana si è anche soffermato sulla prossima rivoluzione calcistica e alle iniziative che riguardano la non violenza sulle donne. Seguiamo questa interessante intervista. Voglio dire, come ho detto ai componenti della delegazione, al mio amico Angelo Caramagno, a Stefano Valenti, non potrò essere in tutte le delegazioni, ma non manco mai ad Agrigento per questo rapporto di amicizia e di vicinanza che ci collega agli amici miei di Agrigento, a Santino Lopresti in maniera particolare e a tutti gli altri. Ho detto che questa è un'epoca di cambiamenti, come dice Papa Francesco, no, non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento d'epoca. Alcune cose ci stanno facendo cambiare completamente rotta. Le decisioni del governo, l'introduzione del decreto legislativo numero 36 del 2021 che è entrato in vigore a luglio del 2023 ci dà l'idea di un calcio dilettantistico che cambia radicalmente, proprio perché viene abolito il vincolo sportivo e viene introdotto il lavoro sportivo. Sono due cose che sembrano dire niente a chi non vive il mondo
dell'impegno calcistico dilettantistico, ma che invece cambiano radicalmente un modo di intendere il mondo del calcio, un modo di essere impegnati dentro il mondo del calcio. Dobbiamo migliorare questa legge, perché il rischio può essere che produce danni gravissimi. Dobbiamo impegnarci per migliorarla e ci dobbiamo mettere tutta la nostra voglia di fare comprendere agli altri cosa sono i dilettanti, come è il mondo dilettantistico. Ecco, il 2023 ormai agli sgoccioli, possiamo fare una sorta di bilancio di questo anno. Sì, certo, questo il 30 giugno 2023 ha chiuso una stagione che è stata straordinaria sotto il profilo dei risultati tecnici, perché abbiamo avuto 2 campionati di eccellenza bellissimi, lo stesso dicasi per quelli di promozione di prima categoria, perché abbiamo registrato circa 150 squadre in terza categoria. C'è stato quindi questa crescita esponenziale del nostro sistema, che è ritornato, come ho sottolineato oggi, ai numeri pre-Covid. Abbiamo di nuovo 54.000 tesserati, 850 società tra società di lega e società di settore giovanile. Abbiamo fatto al 30 giugno 23.000 partite, abbiamo, come dire, numeri sostanzialmente importanti. Anche sotto il profilo dell'impiantistica sportiva avevamo l'anno scorso 100 impianti in erba artificiale, che è un numero importante per la Sicilia, non per altre regioni, non per le grandi regioni, ma per la Sicilia è un numero importante, soprattutto alla luce del fatto che ci sono 65 progetti già esecutivi che realizzeremo prima della fine del quadriennio olimpico. Quindi un sistema che è in profondo rinnovamento, in profonda crescita, che vuole affrontare anche il problema del livello del lavoro sportivo con grande determinazione, proprio per fare in modo che questo non diventi un freno, bensì un acceleratore del sistema. Presidente, buon Natale e buon anno. Lo vogliamo augurare anche a tutte le società. Certo, un buon anno, un buon Natale a tutte le società. Come ho detto, un Natale di serenità, un Natale che possa essere trascorso nella serenità familiare, tra gli affetti più cari, proprio perché questo Natale è funestato da gravi episodi di violenza, proprio perché questo Natale è funestato da 2 guerre terribili. Quindi un Natale di pace, di serenità, e naturalmente un 2024 che ci possa fare registrare un reale cambiamento di tutte le grandi questioni che abbiamo sul tappeto, che stiamo vivendo. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.